Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale di Pappa in Cucina. Oggi con una nuovissima ricetta, le cassatelle siciliane con ricotta. Andiamo a vedere subito gli ingredienti che andremo ad utilizzare per fare la pasta delle cassatelle. 500 g di farina, 75 g di zucchero, un cucchiaino di brandy, mezzo bicchiere di olio di oliva, scorza di limone di un limone grattugiato, 2 cucchiai di succo di limone e acqua quanto basta. Andiamo a vedere subito il primo passo. Andiamo a setacciare la farina, quindi utilizzando un setaccio per evitare la formazione di grumi. Dopodiché aggiungiamo la parte di zucchero e la scorza di limone. Io vi ho dato delle quantità, ma la ricetta che state vedendo nel video ha la metà delle quantità che vi ho dato. Questo ovviamente poi dipende quante persone siete. Ecco, a me sono uscite più o meno 12-13 cassatelle con le quantità dimezzate. Se ne volete fare di più, a vostro piacimento. Quindi una volta che abbiamo mescolato la farina con lo zucchero e la scorza di limone, andiamo a fare una forma di vulcano all'interno e andiamo poi a mettere in ordine l'olio, quindi il limone e poi il brandy, e andiamo a mescolare un pochettino con le mani fino ad amalgamare la parte liquida con la farina, e poi iniziamo ad aggiungere l'acqua a filo. L'acqua non vi ho dato nessuna quantità perché appunto dovete voi notare al tatto se la farina risulta ben amalgamata con i liquidi e asciutta. Quindi dovete aggiungere, come vedete nel video, piano piano delle quantità d'acqua. Se vedete che la farina continua ad essere secca, ne aggiungete un filino in più e così via. Ecco, diciamo che le quantità sono minime di acqua, però ecco, voi al tatto noterete se la farina richiede o no più o meno acqua, e continuiamo così ad amalgamare il nostro impasto fino ad ottenere una massa omogenea e abbastanza asciutta. Quindi una volta che abbiamo lavorato il nostro impasto per almeno 5 minuti in modo energetico sulla nostra spianatoia, andiamo a formare quindi la pallina e la andiamo a coprire con pellicola trasparente e la lasciamo riposare per una mezz'oretta. Passiamo adesso alla formazione della ricotta. Quindi gli ingredienti che andremo a utilizzare sono 400 g di ricotta, 200 g di zucchero, un pizzico di cannella e delle gocce di cioccolato. Attenzione, gocce di cioccolato che vendono e non pezzettini di cioccolato che andrete voi a creare, se no vedreste la ricotta di un altro colore. Punto importante. Quindi quello che andiamo a fare, come potete vedere, è andare a inserire la ricotta, lo zucchero, andiamo a mescolare tutto quanto e giriamo. Quindi abbiamo setacciato la ricotta, come avete visto, questo per dare una sembianza più cremosa. Quindi abbiamo messo lo zucchero e andiamo a setacciare di nuovo la nostra ricotta, stavolta con lo zucchero, per dare ancora di più una sembianza più cremosa ancora, che è quello che vogliamo alla fine.
andiamo a inserire queste gocce di cioccolato. Mescoliamo e dopodiché la cannella. In questo passaggio, vedete, se aveste voi aggiunto il cioccolato normale, già la ricotta avrebbe cambiato di colore, cominciava a iscurirsi, mentre queste palline di cioccolato sono adatte appunto per metterle nelle farce, nelle creme, in modo tale che non si sciolgono. E nemmeno poi si scioglieranno come dovrebbero sciogliersi all'interno quando verranno fritte. Passata la mezz'ora, quindi cosa andiamo a prendere? Il panetto che abbiamo fatto in precedenza e adesso lo andiamo a tagliare noi per agevolare il lavoro di spianamento in quattro parti, in 4 sezioni. Quindi prendiamo la pallina, con un mattarello la rendiamo un pochettino più piatta e dopodiché lo utilizziamo in questo caso una macchina adatta per creare la sfoglia. Se non avete la macchina, con un mattarello e con pazienza create appunto una sfoglia più o meno di questo spessore, ecco quello che potete vedere. Ovviamente è un lavoro un pochettino più complicato, però tutto si può fare. Taglio in 2 la nostra sfoglia per una facilità di lavorazione e vado a utilizzare, in questo caso vi faccio vedere 2 tipi di lavorazioni, una con lo stampino adatto per fare queste cassatelle, quindi andiamo ad adagiare la nostra sfoglia sullo stampino, mettiamo un cucchiaio scarso della ricotta e andiamo a chiudere energicamente. Andiamo a chiudere energicamente quindi lo stampino e andiamo a togliere la parte di pasta che fuoriesce e così, ecco, una volta infarinata in modo tale da non attaccarsi, andiamo a togliere la nostra cassatella creata. E così andiamo a fare anche per gli altri. Possiamo non scegliere il metodo se abbiamo lo stampino o no. Se non dovessimo averlo, ecco qua l'altra soluzione, andiamo a prendere un bicchiere, in questo caso il diametro come se fosse un bicchiere di birra da mezzo litro, ecco, con un diametro più o meno da 10 a 12 cm e dopodiché andiamo ad inserire e mettere, quindi formiamo il nostro dischetto, mettiamo nel mezzo un mezzo cucchiaio di ricotta della crema, spennelliamo l'esterno del nostro dischetto e andiamo poi a chiudiamo in modo tale da andare ad unire le due parti per formare la nostra cassatella, però manualmente, senza l'utilizzo di uno stampino se non l'avete. Ecco, questo è un modo per rendere possibile la formazione di questi anche senza l'ausilio dello stampo. Andiamo a friggere. Portiamo l'olio a una temperatura di 180 gradi, quindi li facciamo cucinare più o meno 5 minuti scarsi, li andiamo a girare su se stessi e andiamo, ovviamente dipende dall'utilizzo del pentolino che avete, io ne ho messi 2-3 al massimo, non di più, per agevolare appunto il movimento all'interno del pentolino stesso. E come potete vedere, questo è il colore, il dorato che dovrebbero avere alla fine. Concludiamo con tutto il resto. Ecco, qui potete vedere alla fine il lavoro di frittura, quindi le nostre bolle che sono state create anche, e poi andiamo a spolverare con zucchero a velo. Ecco, andiamo a dare una bella spolverata per imbiancarle, per renderle ancora più belle, ed ecco qua le nostre cassatelle siciliane. Andiamo a vedere come sono al loro interno e ne apriamo una e vedete la bontà di queste cassatelle. Sono venute davvero friabili, buone e con la giusta crema al suo interno.
Spero ragazzi che il video e le istruzioni vi siano servite. Scrivetemi giù nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima ricetta e saluti da Pappa in Cucina. Alla prossima ragazzi e grazie ancora.